Bella raga, ciao a tutti del commentatore veneziano, siamo a Papete, Polinesia, fiori, tappa di oggi Polinesia, Australia sì, da Papete a Sydney, 3300 miglia, tappa lunghissima tutto l'oceano, però era la tappa che più mi ha affascinato di più di tutte quelle insomma, che mi avete elencato. Siamo con il 747 della Qantas, della One World Qantas Airlines Australia, ragazzi, nell'inglese come indiano perfetto. E niente, il tempo è veramente brutto in Polinesia, non aspettavo. Questo è un paradiso naturale, ma adesso è brutto. Fiori, andiamo subito a cannone perché il viaggio sarà molto, molto lungo. Andiamo, Fiori, partiamo da Papete. Si parte da Papete, si parte da Papete. Proviamo di farcela con la pista, Fiori, perché è un po' corta. Prevedo fail come andiamo. Sono le 15:33, 3 e mezza, insomma. E salutiamo l'incredibile Papete. Un paradiso terrestre. Papete. Che non è una discoteca, ragazzi, lo ricordo. Vai, Fiori. Ma già, non so, qua c'era vento o qualcosa, va già verso destra, bene. Molto bene. Dai, come devi spingere proprio a cannone, devi spingere, devi prendere tutta la pista possibile. Ok. Really good, really good. Ok ragazzi, abbiamo lasciato Papete, eccola qua, sinceramente, insomma, non è proprio la cittadina più grande del mondo, la meravigliosa Papete. Eccoci qua con il nostro Qantas. Guarda che vedete ci sono nuvoloni in tutta l'isola, è pazzesco. Adesso invece sarà solo una distesa infinita di oceano, una cosa incredibile. Ragazzi, siamo in salita per la quota crociera, Fioi, c'è altro che paradiso terrestre. Mi sono beccato l'unica giornata di un super nuvoloni, pauroso, una roba paurosa. Viene un uragano fra un po', non so. Pazzesco, ragazzi, siamo in quota crociera e adesso chiaramente non ci sarà molto da registrare perché sarà tutto così fino a Sydney. Però mi avete chiesto questa tappa e volevo vedere Papete e tutto quanto, allora ho detto Fioi, a sto punto proviamo a farla. È già il secondo arrivo a Sydney dopo Las Vegas, Sydney mi sembra. E niente, stiamo facendo un bel po' di tappe fuori dall'Europa e ci voleva anche un po' che veramente stare in Europa 1000 volte dopo un po' ti scassa le balle. Certo, questo è un volo da 10 ore, ragazzi, quindi 10 ore veramente... Insomma, Papete è un po' fuori dal mondo, diciamo. Ragazzi, mancano circa 2 ore e qualcosa, fiori viaggio lunghissimo. Chiaramente, quando sono viaggi così lunghi vado un po' più veloce col simulatore, perché sennò veramente mi è impossibile, fiori. È impossibile, ormai qua c'è il tramonto. Mamma mia, però lo spettacolo è assicurato, per quanto sia tutto oceano, è sempre uno spettacolo sto gioco. Un gioco che purtroppo giocano in pochi perché non è facile, infatti anch'io, insomma, sono abbastanza, lo sapete, un vaneggiatore ufficiale. Però è bello, c'è niente da fare. Flight Simulator è un gioco che ti rilassa e che non so, ti dà un senso di comendosità, ecco, mettiamola così. Cioè, che sto pensando al giro del mondo perché potevo farlo. Cioè, no, poi alla fine è stato epico perché è stato un vaneggio totale. Però sarebbe stato bello farlo anche leggermente più serio, perché a volte riguardo dei video e veramente penso che atterrava in maniera no oscena di più. Ok. Non vedo l'ora di arrivare a Sydney comunque. Ragazzi, mancano 16 minuti. 16 minuti ormai è calata la notte nell'oceano. E ormai quasi vediamo l'Australia. Mamma mia che viaggio. Ragazzi, siamo in avvicinamento, siamo in avvicinamento. Notte pura, ragazzi, notte pura. Con l'oceano e tutto, non si vede una minchia. Qua c'è Sydney. Mamma che viaggio, raga, mamma che viaggio. Ci stiamo allineando con la pista, poi speriamo di avere anche il sentiero di discesa, che è sempre una cosa che mi mette ansia, perché a volte va, a volte non va.
Tutto un po' curioso, tutto un po' curioso. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Tempo meraviglioso a Sydney. Perché non vedo ancora le luci dell'aeroport? È stato un viaggio veramente lungo, anche con le simulazioni, tutto è stato veramente lungo, ragazzi. Cioè, spero che apprezziate insomma gli sforzi comandiani di fare fly e di fare anche tappe così lunghe. La prossima vediamo se tornare in Europa o fare una Sud America prima dell'Europa. Ecco, si comincia a intravedere l'aeroporto. Qua. La tensione sale, ragazzi. La tensione sale. Adesso io non so chiaramente dal video quanto si... Insomma, se si vede qualcosa, si vede un po' qua la costa di Sydney. Però ci siamo. E qua la città. Poi ci siamo, ricordo che ho la DONS per l'Australia, quello di Orbix, una roba del genere, quindi come potete vedere ci sono le lucine e tutto anche in Australia. E ci siamo, fiori, siamo a Sydney! 2500. Ragazzi, mentre ha fatto il volo qualche hostess mi ha, come si dice, ha giocato un po' con me. Eccoci qua. Siamo nella favolosa Sydney, yes! Molto bene. Si illumina Sydney. Faccio anche un po' di screenshot. E siamo ufficialmente in Australia. E avevi clear l'autorizzazione, puoi atterrare nella pista 25. Ok, baby. Ok. 747 è sempre un signore aereo, c'è poco da fare. E si gode. Cosa succede? C'è traffico? Ok, altri stanno atterrando. E noi siamo a Sydney. Vediamo, godiamoci ancora un po' le luci australiane. Oh yes. E adesso vediamo di non rovinare tutto. Voglio un bel atterraggio. Lo pretendo, sinceramente. Beh, che ci siamo. Mi guardo attorno e vedo solo te. Hi, 500. Ma che ci siamo? 400. Ah, grande tensione. High tension proprio. 300. Minimals. 200. Ok. 100. Minimums 50. 40. 30. Eravamo un po' stortini. 10. Ok, dai, siamo arrivati leggermente storti. Però ce l'abbiamo fatta, fioi. Buon atterraggio. Yes, yes, yes. Touchdown! Fioi è andata. Prossima tappa, fioi. Una sudamericana e poi torniamo in Europa, ragazzi. Quindi aspetto i commenti per una tappa del Sud America.
Noi lo lasciamo qua, l'aeroplanino. Guarda, qua sta arrivando uno. E si gode. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano dalla meravigliosa e stupenda Sydney. Ciao!